il mio punto di vista molto romantico, continuo a pensare, e sportivo naturalmente, continuo a pensare che chi fa quella scelta è perché in realtà non ha voglia di competere, perché io comunque ancora, fortunatamente, ci sono ancora degli esempi, vedi, mo ci vuole De Bruyne che è venuto a Napoli, ma lo stesso Modric, che a 40 anni ha scelto ancora l'Europa perché vuole competere e non vuole andarsi a prendere i milioni facili in Arabia, vuol dire che c'è ancora gente che ragiona sportivamente parlando in un certo modo. Secondo me un giocatore comunque abbastanza giovane che ehm, vede, cioè comunque ha una prospettiva di crescita ancora interessante e titolare in una squadra comunque abbastanza di vertice al momento in Serie A, al di là del mercato che sta facendo e della situazione che sta affrontando, che poi bisognerà vedere, e titolare della nazionale italiana che deve cercare di arrivare ai prossimi mondiali e sta già in una situazione di relativa difficoltà, andarsene, diciamo, in un campionato del genere è una scelta per me che resta Ma discutibile. infatti ho letto, scusami, c'è.